Siamo con Roberto Bettuolo, presidente dell'Albero, vicino a Rete Popolare, una nuova compagine politica che nascerà ufficialmente il 1° febbraio. Sì, buongiorno a tutti. Allora, si sta creando i presupposti per creare il Partito Popolare Italiano vicino proprio a quel Partito Popolare Europeo che in questo momento in Italia non trova una collocazione precisa. Il leader in questo momento che sta portando avanti questa iniziativa è il ministro Mario Mauro e stanno creando le fasi per arrivare a un soggetto forte, politico, credibile da proporre agli italiani. E i temi forti su cui si concentra sono la famiglia e il lavoro, che sono temi fondamentali che si richiamano proprio al popolarismo e anche al riformismo. È urgente ridare fiducia e speranza e la novità sta nel fatto che questa nuova entità o realtà parte dal basso, cioè cerca di avvicinare e convogliare sempre di più realtà anche civiche, territoriali che si possono riconoscere un'identità precisa su cui poi potersi sviluppare e veramente includere più persone possibili che possono credere in questo nuovo progetto. Ricordiamo che la partenza della campagna elettorale sarà questo sabato in Prato della Valle a Padova. Noi